Salve amici, eccoci qua con la nuova settimana dell'oroscopo che va dal 22 al 28 marzo. Quindi andiamo a verificare cosa ci dicono le stelle e iniziamo con il segno dell'Ariete. Bene, allora, Ariete. Per il segno dell'Ariete arrivare a fine marzo è stato già un mezzo traguardo, considerando come è stato pesante questo mese per i nati di questo segno. La situazione più pesante è sicuramente quella sentimentale, che continua a darvi non pochi pensieri. Forse è il caso di azzerare tutto e cercare di chiarire alcune situazioni. In ambito lavorativo invece le cose vanno meglio e a metà settimana avrete anche opportunità importanti. Cercate di cogliere a volo. E andiamo con il prossimo segno, quello del Toro. Il Toro, la settimana non si apre nel miglior dei modi per voi del Toro. Lunedì infatti sarà la giornata in cui è meglio non programmare nulla. Cercate di rimandare. Al lavoro siete competitivi come sempre, ma cercate di migliorare le vostre competenze con un buon aggiornamento professionale. Il fine settimana, quindi sabato e domenica, sarà invece importante per l'amore. Riuscirete infatti a raggiungere uno dei vostri obiettivi, quelli che avevate in mente, quasi un sogno. E andiamo con il segno dei Gemelli. Bene, allora i Gemelli, anche per gli amici dei Gemelli, all'inizio di questa settimana sarà duro, grazie ad una luna contraria al vostro segno. Non trascurate i dettagli e fate attenzione ai minimi particolari. Gli altri giorni scorreranno abbastanza velocemente tranne sabato 27 marzo, quando peccherete di un po' di nervosismo. Non permettete che questo cambi i vostri piani, soprattutto in amore. Qui sarete messi alla prova dal partner. Cercate di risolvere la cosa instaurando un bellissimo dialogo costruttivo. E andiamo con il segno del Cancro. Bene, Cancro, dopo settimane di purgatorio, ora il segno del Cancro può finalmente gioire un po'. Le giornate saranno per la maggior parte positive. Professionalmente nulla da segnalare. State solo attenti a non parlare troppo in determinati momenti, soprattutto a discapito dei colleghi. Pianificate bene le vostre giornate così da trovare tempo da dedicare anche a voi stessi. L'amore invece vi regalerà dei momenti magici, in particolare a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, quando sarete pronti per progettare qualcosa di importante con la vostra dolce metà. E andiamo con il segno del Leone. Bene, allora il Leone, Venere passerà in questi giorni nel segno del Leone e influenzando l'andamento della settimana per gli appartenenti a questo segno. Questo consentirà di avere una buona energia in amore, tranne che per il fine settimana.
dove tra sabato e domenica è prevista qualche turbolenza. Per il resto renderà movimentato e allo stesso modo positiva questa settimana di fine marzo. La fortuna potrebbe sorridervi in ambito lavorativo con l'arrivo di ottime notizie. Non fatevi sfuggire le occasioni che vi si presenteranno. E andiamo con il segno della Vergine. Bene, la Vergine. Continuano i problemi di carattere economico per il segno della Vergine e questa settimana non farà eccezione. Cercate di rimanere però con i piedi per terra. Non fate progetti troppo grandi per il futuro ora. Ora il periodo passerà. Da parte vostra state già tentando da tempo di cambiare vita e lavoro, ma non siete ancora riusciti a trovare la strada giusta. Tenete duro soprattutto nelle giornate centrali di questa settimana. Tra martedì e giovedì potrete ricevere una notizia che vi metterà in difficoltà. Calma e sangue freddo, sfoderate tutta la vostra razionalità. E andiamo con il prossimo segno, che è il segno della Bilancia. Bene, Bilancia, i giorni che vanno dal 22 al 28 marzo per voi della Bilancia saranno determinanti per l'amore. La luna tornerà favorevole e sarà una buona spinta per migliorare delle conoscenze, soprattutto per i single. Professionalmente la settimana sarà altalenante. Vedrà un'accelerata per un progetto a cui state lavorando da un po', ma allo stesso tempo preparatevi ad affrontare alcuni problemi e situazioni di stress. Non siate impazienti in nessun dei due campi. Restate calmi e sereni. E andiamo con il prossimo segno, che è quello dello Scorpione. Bene, allora lo Scorpione, per lo Scorpione questa sarà una settimana senza grossi problemi, ma quelli piccoli un po' si faranno sentire. Meglio i primi giorni dove tutto andrà nel verso giusto, fate un passo alla volta anche con le questioni burocratiche. Non aspirate ad obiettivi fuori dalla vostra portata. Piccole tensioni potrebbero esserci nel weekend da venerdì a 26, domenica 28 marzo. In famiglia vi accuseranno, e non è la prima volta, di passare poco tempo con le persone a voi care. Urge trovare un compromesso che accontenterà un pochettino a tutti. E andiamo con il segno del Sagittario. Bene, allora Sagittario, vediamo, malesseri passeggeri potrebbero arrivare a metà di questa settimana per il segno del Sagittario. Un avvertimento inaspettato potrebbe rendervi nervosi, ma restando calmi tutto vi sembrerà risolvibile, ok? Quindi cercate di non prendere sul serio questo avvertimento. Evitate di affrontare di vostra iniziativa argomenti scottanti che possono dare inizio ad una dolorosa disputa in amore. Va meglio, avrete ottime idee e per questo non baderete a spese per far felice le persone che amate. Una cena romantica a casa o quel regalo che volevate fare da tanto vi renderanno più dolci, ma anche passionali nel weekend.
Benissimo, e andiamo con il segno del Capricorno. Lasciati guidare nel tuo cammino. Il Santone d'Avella, maestro spirituale, interpreta i segni del tuo destino. Profeta in terra, grande veggente, custode del grande libro della verità, il Santone d'Avella ti aiuterà a risolvere tutti i tuoi problemi. Amore, denaro, egli ti propizierà, allontanando da te ogni forma di energia negativa. Non fermarti alla natura semplice e mortale delle cose. Chiedi consiglio a chi, lungimirante, vede al di là dell'effimero. Se la vita ti sembra troppo buia, se il tuo cammino è troppo difficile, fatti guidare dal grande maestro spirituale, il Santone d'Avella. Egli non ti chiederà denaro e ti condurrà sul sentiero della felicità con la sola forza della fede. Bene, allora Capricorno, in questo periodo voi del Capricorno siate un po' sottotono, forse anche a causa della luna che non vi sta regalando quello che volevate. Cercate di non essere troppo meticolosi sulle vostre aspettative, qualcosa può essere sfuggito, ma allo stesso tempo non accontentarvi subito è molto importante. Attenti a qualche incomprensione di troppo in campo lavorativo. Verso il fine settimana invece troverete momenti positivi col partner che vi accompagnerà nella realizzazione di compiti importanti a cui tenevate da molto tempo. E andiamo con il segno dell'Acquario. Acquario, dovrete affrontare con pazienza e lungimiranza questa settimana, cercate di rimandare delle cose importanti ad un altro momento più propizio. I nati nel segno dell'Acquario avranno 7 giorni molto pesanti, in cui mancheranno l'impegno e la voglia di conciliare le cose. Attendete tempi migliori quindi per concludere progetti o contratti importanti. Non avete tregua neanche in amore, un po' di gelosia farà capolino nei confronti della persona amata. Il rischio è di addossare colpe ingiustamente e appesantire il rapporto. Non è il momento adesso. E infine andiamo al segno dei pesci. Allora, per i pesci, giorni intensi e positivi per voi dei pesci, sia nel lavoro che in amore, dopo un periodo non facile. Ci saranno belle notizie in campo professionale e queste vi metteranno di buon umore per tutta la settimana. Situazione che si rifletterà anche nei sentimenti e casualità che vuole, è tutto al miglior dei modi. Quindi, che vi rendiate conto di questo periodo che sarà per voi quasi un successo. Intorno a voi avete persone che vi amano, ci tengono a voi. Troverete soprattutto verso il weekend anche un rapporto più intenso con la vostra dolce metà, con la quale sarete pronti a parlare di importanti progetti. Bene, e così abbiamo completato anche l'oroscopo di questa settimana che va dal 22 al 28 marzo. Io vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo
oroscopo per la prossima settimana. Non dimenticate di iscrivervi a questo canale. Ciao a tutti!